Crack, gruppo Pelonero, 19 il rinvio a giudizio ma esclusa l'associazione a delinquere. Rinviata a giudizio con le accuse di bancarotta, fraudolenza, riciclaggio e autoriciclaggio, ma cade l'accusa di associazione a delinquere. L'inchiesta scaturita dall'operazione Mele Branche, che ipotizzava nell'Agrigentino l'esistenza di un'organizzazione che avrebbe orchestrato una serie di operazioni di bancarotta legate al gruppo Pelonero. Approda in aula per il processo il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Michela Raimondo, ha disposto l'approfondimento dibattimentale per 19 dei 20 imputati. Il pubblico ministero Paola Vetro aveva chiesto il rinvio a giudizio di 20 imputati, ai quali si contestava di aver realizzato un crack da 5 milioni di euro. L'inchiesta, nata il 30 luglio del 2020, aveva fatto finire 10 persone agli arresti domiciliari, oltre ai componenti della famiglia Sferrazza, che gestisce da anni la catena di negozi di articoli da regalo, casalinghe e giocattoli, era stata accusata di far parte dell'associazione a delinquere. Pure la commercialista Graziella Falzone, l'imputata che è l'unica che sarà giudicata a parte in seguito alla richiesta dei suoi legali Sando Lucia e Salvatore Falzone di essere processata con il rito abbreviato. Il sistema ipotizzato dagli inquirenti era quello classico delle bancarotte. Le aziende del gruppo, quando raggiungevano il massimo volume d'affari, secondo l'accusa, venivano svuotate dei beni e delle risorse che venivano fatte confluire su un'altra azienda dello stesso gruppo. Il Tribunale del riesame e la Cassazione hanno annullato le misure cautelari personali. Le imprese però sono tuttora sotto sequestro, sotto accuse titolari del gruppo, la commercialista e vari amministratori e soci che si sono alternati negli anni avrebbero, secondo l'accusa, agevolato il sistema dei fallimenti pilotati. I difensori, tra gli altri gli avvocati Daniela Posante, Giovanni Castronovo, Giacinto Paci, Antonella Arcieri, Francesco Turoni, avevano replicato al PM chiedendo al giudice di emettere una sentenza che non dovesse procedere, richiesta che è stata accolta con la formula «il fatto non sussiste». Per l'accusa di associazione per delinquere, già bocciata dal Tribunale del riesame e della Cassazione, che avevano annullato gli arresti, per le altre accuse è stato deciso il rinvio a giudizio.